Buongiorno a tutti e bentornati a questo che è il penultimo appuntamento del ciclo di incontri con i candidati alle prossime elezioni regionali del 23-24 novembre. Oggi abbiamo con noi una signora, Lorenza Orlando, che ringrazio per aver accolto il nostro invito, che si presenta come appunto candidata nelle fila di Noi Moderati, Civici per Stefani, Libertà Popolare Veneto. Come sempre diciamo qualcosa di lei, della sua vita, della sua carriera. Lorenza Orlando è nata a Verona, laurea in ingegneria gestionale a Padova con abilitazione alla professione di ingegnere, ha anche conseguito un master in Advanced Marketing and Business Communication. Ha una consolidata esperienza maturata in ANAS SpA, dove ha ricoperto ruoli di responsabilità nella gestione, manutenzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, nonché nella pianificazione e controllo della gestione, sviluppando competenze in ambito di analisi economico-finanziaria, programmazione degli investimenti e monitoraggio tecnico-amministrativo di opere e immobili. Ha gestito rapporti con enti istituzionali, contribuendo a progetti di ottimizzazione e razionalizzazione dei processi aziendali. È appassionata di lettura, teatro greco e pratica lo sci e il tennis. Si presenta come candidata, come dicevamo poco fa, alle prossime elezioni regionali nelle fila di Noi Moderati, Civici per Stefani, Libertà Popolare Veneto. Ecco, quindi se è pronta possiamo iniziare. Certo. Allora, una domanda di carattere generale. Qual è il suo percorso personale e politico che l'ha spinta a candidarsi alla regione? Allora, io ho sempre respirato politica in famiglia e ho sempre osservato e partecipato ad alcune decisioni, però rimanendo sempre dietro le quinte. E ora ritengo che sia il momento di dare testimonianza come cittadino in un momento in cui i cittadini sono completamente staccati dalla politica. Per cui voglio mettere a disposizione la mia esperienza di cittadino comune che è nato, vissuto e cresciuto in Veneto, mettere a disposizione la mia esperienza di madre e quindi nel dare una visione di quelli che sono i problemi nella quotidianità, nel vivere in questa città, in questa regione, e la mia esperienza come professionista da poter portare in regione per cercare di dare un contributo concreto per cercare di avere dei risultati laddove appunto c'è un deserto diciamo del popolo rispetto alla politica. Ecco, noi anche proprio come Comitato Progetto Comune teniamo molto ai giovani che sono il nostro presente ma soprattutto il nostro futuro. E cosa pensa che oggi possa fare la differenza perché i giovani vedano nel Veneto, nella nostra regione, un luogo in cui restare e costruire il proprio futuro? Allora, avere la soluzione per dire cosa fare per i giovani non è semplice. Certo. Quello che io mi sento di dire, partendo proprio dall'esperienza come mamma, è che i giovani hanno bisogno di ascolto, quindi dobbiamo partire prima di saper dire che cosa fare per loro, capire anche noi adulti che cosa questi ragazzi vogliono. Pertanto dobbiamo assolutamente partire dall'ascolto, quindi dalle scuole, creare dei luoghi di aggregazione e soprattutto potenziare la socialità. Sulla base di quello dobbiamo cercare di fare in modo che questi ragazzi non vedano nel Veneto solo un luogo di passaggio o dove trovare eventualmente un'opportunità di lavoro, ma un luogo dove vivere, dove restare, dove costruire il proprio futuro. Pertanto ritengo che sia importante creare assolutamente delle collaborazioni tra noi adulti, le scuole, le università e creare una collaborazione che non solo porti, come sta già succedendo qui in Veneto, i nostri ragazzi, i nostri studenti all'estero, ma portare anche gli studenti esteri a fare esperienze nel nostro Veneto, in modo tale che anche loro poi dicano, come fanno attualmente i nostri ragazzi, lì è bello, voglio tornare lì.
Sì, infatti questo è quello che poi pensiamo anche noi e che ci auguriamo che accada. Anche perché i giovani, soprattutto parliamo della nostra, non solo della nostra regione ma anche della nostra città, vengono formati molto bene, abbiamo delle ottime università in regione e qui a Venezia, in ambiti anche diversi, anche molto particolari e specialistici, però per esempio dicono noi qui se vogliamo restare cosa troviamo? Troviamo solamente dei luoghi di lavoro che sono connessi al turismo, al massimo un po' alla cultura, però anche lì è un ambito molto diverso. Quindi bisognerebbe rendere attrattiva Venezia, ma anche la regione, in modo da attrarre i giovani per poterli fare stare qui, ma anche delle aziende, delle start-up o comunque dei sistemi innovativi che siano attrattivi per questi giovani. Cosa ne pensa? Certo, sono assolutamente d'accordo e la dottoressa parlava della formazione. La formazione è un punto fondamentale, però io credo che a questo punto la formazione debba essere vista e ripensata completamente. La formazione deve essere trasferita alle aziende e gestita all'interno delle aziende. La regione e gli enti locali devono finanziare la formazione, ma gli hub formativi devono essere all'interno dell'azienda. Solo così è possibile trovare l'incontro tra le esigenze dei giovani e le attività aziendali, e la formazione, il compito della regione per il tramite degli enti locali deve essere quello di monitorare con scadenza magari annuale, comunque costante, monitorare la formazione, ma non in termini di erogazione, in termini di qualità finalizzata a ritarare la formazione secondo quelle che sono le esigenze, perché purtroppo la domanda e l'offerta dei giovani non è in sintonia con quella che è la nostra realtà, che in questo momento ha una buona tradizione industriale, è matura ma non è innovativa. Per cui io propongo, oltre che il trasferimento della formazione in azienda, anche la collaborazione tra aziende, oltre che naturalmente tra scuola e università, ma anche a livello internazionale. Certo. Ecco, quindi restando su questo argomento ancora un attimo, quali sono secondo lei le infrastrutture più urgenti per sostenere la crescita e l'innovazione del sistema produttivo veneto, che è famoso tra l'altro, e come si può conciliare lo sviluppo industriale con la tutela ambientale, che è un altro argomento molto sentito e molto critico, e la qualità della vita dei cittadini, perché non sempre queste tre cose stanno bene insieme, perché o c'è chi pensa troppo alla tutela ambientale, non pensando alle ricadute che magari può avere sui cittadini, insomma non sempre c'è un'armonia di intesa su queste cose. Allora, ogni infrastruttura ha un costo ambientale. La mancanza di infrastrutture però poi genera un costo economico e genera anche dei costi in termini di mancata crescita demografica. Quindi bisogna trovare l'equilibrio. L'infrastruttura, lo dice proprio il termine, sta sotto la struttura, deve essere a supporto di quello che è il nostro territorio e delle bellezze del nostro territorio. Il Veneto ha già un buon sistema infrastrutturale. Ci sono degli investimenti che erano prioritari, come faccio un esempio che è verso il completamento il collegamento tra la stazione e l'aeroporto, che era una cosa assolutamente fondamentale, che verrà completato entro l'anno prossimo. Quindi in questo momento storico bisogna cercare di potenziare l'esistente. Ci sono dei programmi per eliminare molti passaggi a livelli nelle nostre regioni. Per essere compatibili con l'ambiente c'è già un buon piano di potenziamento della rete ciclabile,
e anche questo favorisce l'armonia con il territorio. Stiamo puntando molto sulla portualità di Venezia, cercando di creare un hub logistico dove confluisca il trasporto di merci che provengono da rete ferroviaria, via mare e via aerea. Quindi diciamo queste sono le priorità. Poi si sta cercando di cercare di eliminare quelle che sono le differenze infrastrutturali tra i territori, cercando di potenziare le zone magari un po' più, tra virgolette, disagiate, come può essere la montagna, con gli interventi che sono in essere verso Cortina per le Olimpiadi, ma non solo, perché poi partirà anche, oltre la variante di Cortina, partirà anche la variante di Longarone, che comunque darà dei buoni collegamenti anche per tutta l'area della Val Soldano. E si sta potenziando, ci sono gli interventi programmati anche per tutta la zona del Comelico, quindi per cercare di valorizzare la montagna. Dopodiché bisognerà potenziare anche la zona del Basso Polesine, perché comunque la zona del Polesine è una zona a forte attrazione turistica, ma deve essere potenziata. Ci sono degli interventi di potenziamento, di manutenzione straordinaria, di interventi sulle rotonde, anche per mettere in sicurezza stradale la Romea. E poi ci sono anche le autostrade che dovrebbero andare verso diciamo la zona di Adria. Quindi io credo che non ci sia bisogno di creare infrastrutture nuove, ma di potenziare quelle esistenti. Certo. Ecco, un'altra cosa, sempre riguardando la questione delle strade, è quella che riguarda, e ne abbiamo parlato anche con altri suoi colleghi che sono venuti qui, della famosa Via del Mare, che è da molti anni che se ne parla. Ci sono non si è mai portato avanti fino al momento proprio di decidere come, quando e cosa farne, e ci sono delle opinioni divergenti, perché alcuni la sostengono perché sarà sicuramente un sollievo per il traffico, altri invece, soprattutto i sindaci dei paesi, delle città che saranno interessati da questa infrastruttura, sono preoccupati perché dopo potrebbe far ricadere, diciamo, sui cittadini dei loro comuni degli appesantimenti o comunque dei fattori negativi. Cosa pensa lei, e anche la parte che rappresenta, diciamo, su questo argomento specifico, perché è una roba che sta andando avanti veramente da tanti anni? Io credo che sia assolutamente necessaria, proprio per quello che dicevo prima, nel senso che i benefici che poi ci saranno anche a livello di indotto e a livello turistico sono assolutamente fondamentali. Dobbiamo, diciamo, a livello locale, a livello di comuni, imparare a vedere la questione a 360 gradi. Chiaramente se ognuno si ferma a pensare all'impatto che può avere a livello ambientale nel comune, quello che io suggerisco è quello di dare invece un grosso contributo, in modo tale non che l'infrastruttura venga fatta, piuttosto che venga fatta secondo quelle che sono le esigenze del territorio e del territorio locale. E quindi io invito alla partecipazione locale, ma in modo costruttivo, non in modo distruttivo, perché abbiamo esperienze di vario tipo che ci dicono che i comitati contro le infrastrutture alla fine non portano a nulla, se non magari a dei lunghi ritardi. Quindi invito soprattutto i cittadini ad intervenire in quelle che sono le conferenze dei servizi, in modo tale da poter dare anche quella visione che magari un amministratore non ha a livello proprio del singolo comune interessato dall'autostrada. Certo. Ecco, una cosa non tecnica ma di carattere generale che mi interessa, perché ne abbiamo anche parlato. Cosa significa per lei avere il coraggio delle responsabilità, soprattutto accingendosi a voler diventare, diciamo, un consigliere regionale, quindi di una struttura più ampia che un comune? Coraggio delle responsabilità significa avere la consapevolezza di quello che dei propri mezzi in termini di risorse e dell'impatto che hanno sui benefici, cioè bisogna avere il coraggio di dire no quando le risorse non ci sono.
bisogna avere il coraggio di dire no quando determinati interventi possono avvantaggiare alcuni e svantaggiare altri. Bisogna avere il coraggio di fare una programmazione a lungo termine sulla base di quelle che sono realmente le risorse economiche disponibili, senza creare illusioni, perché ritengo che lo scostamento che i cittadini hanno dalla politica sia proprio questa, che vengano fatte promesse magari già consapevoli che non possono essere mantenute, perché abbiamo anni e anni di esperienze per cui le risorse sono quelle che sono. Bisogna avere il coraggio di dire no, anche se questo non porta consensi ed è impopolare. Ecco, infatti da questo deriva purtroppo anche la sfiducia che oggi i cittadini hanno nei confronti delle istituzioni e anche dei partiti politici, di chi li dovrebbe rappresentare. Quindi ci vuole, questo viene declinato proprio anche in funzione del rapporto, di un nuovo rapporto con i cittadini, quindi far capire che non occorre, non si deve sempre promettere la luna, ma si deve dire che si faranno delle cose con responsabilità e valutandone tutte le ricadute, e quindi è un lavoro difficile ma è una cosa necessaria. Certo, questo è fondamentale ed è uno dei motivi per cui io, diciamo, sto intraprendendo questo percorso, sapendo, diciamo, che la gestione delle risorse è fondamentale, l'indirizzare le risorse nel modo corretto e amministrare la regione secondo il principio del buon padre di famiglia è l'unica arma che noi adesso abbiamo per poter portare dei risultati concreti, cercando di uscire da questo declino che è a livello, diciamo, della società, perché è innegabile, non è solo un problema del Veneto, c'è un declino della società che allontana i nostri giovani e allontana i cittadini dalla politica. Dobbiamo ricostruire il rapporto fiduciario tra i cittadini e la politica. Ecco, anche con altri suoi colleghi di schieramenti diversi abbiamo parlato dei due argomenti madre, diciamo così, che tengono banco in questo periodo, che sono la sanità e la residenzialità. Come lei pensa di voler affrontare queste due criticità che chiaramente coinvolgono persone fragili sia da una parte che dall'altra, sia in un settore che dall'altro, perché c'è chiaramente il problema delle liste d'attesa, ma c'è anche il problema della mancanza di alloggi per tantissime persone, perché ci sono centinaia di alloggi che sono magari di proprietà regionale e che non vengono utilizzati. Quindi il problema reale che tanti cittadini e anche associazioni portano avanti, bisogna assolutamente cercare di affrontarlo di petto. Quindi qual è la sua opinione in proposito? Allora, è un problema, quello della sanità è un problema che non può essere risolto solo a livello regionale, perché deve essere assolutamente interconnesso perché è un problema di sanità a livello nazionale. Il problema della sanità credo sia legato molto al problema della mancanza di personale, quindi le nostre professioni, le nostre professionalità non ci sono e sia le liste d'attesa e tutto quello che si ripercuote perché non abbiamo personale ed è questo un motivo per cui la formazione e anche il coraggio di cercare di differenziare quella che è la formazione delle risorse verso quelle che sono le esigenze è l'unico modo per il quale noi possiamo cercare di gestire un problema così complesso come quello della sanità, e oltre quello che si è sempre detto, che è quello della riduzione degli sprechi anche a livello sanitario, perché poi le risorse vanno mirate e assolutamente indirizzate. Per quanto concerne la questione residenziale, anche lì bisogna fare un passo indietro e
partire cercando di fare una mappatura di quelli che sono gli edifici disponibili. Noi qui sì possiamo lavorare a livello regionale, possiamo fare una mappatura di quelli che sono i nostri edifici, un censimento, capire quali sono le loro condizioni, capire qual è il piano di investimenti e cercare in modo progressivo, perché non si può pensare di riuscire a risolvere il problema nel breve periodo, in modo progressivo di cercare di mettere a norma e di rendere agibili il patrimonio, diciamo, regionale che abbiamo. E questo è l'unico modo, altrimenti io, più che dalla costruzione di nuovi alloggi, partirei dall'utilizzo e dalla sistemazione, anche perché si ha un doppio beneficio, si ha anche una riqualificazione del patrimonio immobiliare, una riqualificazione del proprio patrimonio, perché anche a livello turistico, anche a livello di immagine, a livello internazionale, avere un patrimonio in ordine e decoroso dà possibilità a chi è senza casa di poterne usufruire e anche un certo decoro e dignità alla nostra regione. Certamente. Ecco, a parte questi due argomenti che abbiamo detto, tanto per finire, quale secondo lei c'è una scelta difficile che la Regione Veneto, difficile ma necessaria, che la Regione Veneto dovrà affrontare nei prossimi anni? Sì, io l'ho accennato prima tra le righe, riguarda sempre lo scollamento che c'è, perché noi avremo una domanda di risorse, di personale molto più alta dell'offerta. Quindi bisogna avere il coraggio di differenziare quelle che sono le professionalità, quindi di orientare compatibilmente con le esigenze, orientare i nostri giovani. E quindi anche la formazione, la regione in questo caso deve lavorare non accentrando a sé questo tipo di attività, ma deve indirizzare quelli che sono gli enti locali, cercando di trovare l'unione tra il punto di incontro e indirizzando le varie professionalità, altrimenti ci troveremo come ci troviamo adesso. Questo deriva soprattutto dall'esperienza comune di avere delle grosse professionalità che non trovano collocazione nel nostro territorio, sono costrette a muoversi, diciamo, al di fuori del nostro Veneto, così come anche le professionalità di livello più basso devono essere compatibili con quelle che sono le esigenze del nostro tessuto industriale, che però, come ho detto prima, deve assolutamente rinnovarsi portando qualcosa di nuovo, perché per poter riportare le professionalità all'interno dobbiamo avere anche delle esigenze diverse e non possiamo ridurci, come ci stiamo riducendo adesso, a diventare dei terzisti per conto di altri e ad avere un prodotto che è sempre stato per noi, soprattutto anche in Veneto, di grossa qualità, e stiamo invece purtroppo riducendo anche la qualità del nostro prodotto. Bene, allora io direi che con le domande abbiamo terminato, a meno che lei non voglia dire qualcos'altro, se ha un altro pensiero, un altro progetto da portare in regione. Allora, solo quello che ho dimenticato di dire prima, che riguarda sempre i giovani. Dobbiamo valorizzare anche i locali del nostro territorio. Per valorizzare i nostri locali bisogna che i giovani frequentino i nostri locali e che le famiglie abbiano la tranquillità di avere fuori i propri ragazzi. Pertanto la tranquillità di averli fuori deve essere anche la tranquillità da parte dei genitori di avere i ragazzi che tornano in sicurezza in casa. Quindi una cosa a cui tengo particolarmente come mamma è quella che la regione dia delle sovvenzioni e supporti in termini economici quello che è il rientro nel trasporto
magari finanziando il trasporto notturno, anche con mezzi privati come quelli dei taxi, perché al momento i nostri mezzi pubblici non sono sicuri neanche di giorno, almeno quantomeno questa è la percezione. Quindi nel frattempo dobbiamo consentire ai nostri ragazzi di vivere la loro età e di vivere la propria città, altrimenti le città si svuoteranno, avremo i coprifuochi. Quindi una cosa a cui tengo molto è quella proprio di cercare di trovare il modo di finanziare questi servizi taxi per riportare i nostri ragazzi a casa in sicurezza, anche in orari notturni. Bene, questa è una cosa ben precisa che sicuramente ai genitori farà piacere e anche ai ragazzi. E allora, come sempre, anche come abbiamo fatto con le altre persone che si sono succedute qui, io le chiedo di rivolgersi alle persone che ci stanno seguendo e chiedere il voto, perché dovrebbero votare per lei. Posso mettere proprio al servizio della comunità la mia esperienza di cittadino comune, la mia esperienza di madre che vive quotidianamente i problemi di tutte le famiglie normali, indipendentemente dalla loro estrazione sociale, e mettere a disposizione la mia esperienza come professionista sia in aziende private e in aziende pubbliche, cercando di portare dei risultati concreti, perché, come ho detto all'inizio, io sono qui perché io stessa ero disamorata della politica e voglio che i cittadini come me partecipino in prima persona alla vita politica, perché la politica la fanno i cittadini. Bene, allora io ringrazio Lorenzo Orlando per Grazie a voi per avermi invitato. E ricordo che appunto Lorenzo Orlando si presenta come candidata nelle fila di Noi Moderati, Civici per Stefani, Libertà Popolare Veneto. Io come sempre raccomando a tutti di andare a votare, chiunque vogliate, ma bisogna andare a votare perché è un diritto ma è anche un dovere, e quindi siamo tutti chiamati il 23 e 24 novembre a recarci alle urne. E vi ringrazio per essere stati anche oggi qui con noi, arrivederci, a presto. Arrivederci.